lo fanno mangiare da noi, no, anzi, qui da noi. Sì, hai capito bene, da adesso te e i tuoi bambini potete cenare qui da noi a Irlandia. Siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Signor Talebano, se vuole salutare questa trasmissione. Cancellate il programma! No, non è il caso, non è il caso. Recentemente in Toscana c'è stato il Gay Pride. Ci mandiamo questi signori a morire a fronte. Ditemelo voi. Cugino, ed anche quest'anno i Barbari Eleganti sono al Pride di Milano. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao Fiero, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Patesse non da su Radio Libertà. I Barbari Eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre il solito Gazzi insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E al buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti. No, allora, il caldo qui non ci fa una piega qui, siamo alla grande. Finiamo duro. Casca alle scritte generali, robe varie, però io ci tengo subito a precisare, a fare una puntualizzazione molto a cui tengo molto, no? Sia io ma anche il buon Luca Scognamiglio, perché nella sigla di questa meravigliosa puntata di oggi si dice i Barbari Eleganti erano al Pride. No, non erano al Pride. I Barbari Eleganti erano al Pride. Due persone che andrebbero rinchiuse in un manicomio, assolutamente mentre gli altri due dei Barbari Eleganti, ovviamente quelli più sani, sarebbero il sottoscritto, la quota minoritaria dei Barbari Eleganti. Non è vero, sarei il sottoscritto e il buon Luca Scognamiglio non erano a questo Pride. Ma perché Scognamiglio era menzogne. Perché questo non abbiamo menzogne. Non abbiamo mai partecipato a un... Tu no, Luca Scognamiglio sì. Vabbè. E ci sono anche delle foto che lo provano. Non abbiamo mai partecipato a un corteo di circhi vari. Figurati il Gay Pride, cioè non abbiamo partecipato neanche a sta roba qua. Ma allora, quindi... fammi dire una cosa, Gazzola, tu come al solito sei imbarazzante, oserei dire anche aberrante. Vittorio, perché, la verità perché è noi che... abbiamo fatto un service fondamentale per il centrodestra, cioè noi siamo andati lì per riappropriarci di uno spazio, perché quello lì non è solo uno spazio della sinistra, che immagine allucinante, deve diventare anche uno spazio della destra. Siete Ma cosa è allucinante? È bellissima, la rosa Camuna con la bandiera arcobaleno è un oltraggio alla bandiera della Lombardia, ma a parte il fatto che la bandiera della Lombardia, diciamo, è la croce di San Giorgio, trasuda caldo, trasuda imbarazzo, è una di quelle foto caldo. È una di quelle foto che andrebbe usata come foto segnaletica, cioè non esiste una roba del genere. Gazzola, ma la finisci di esprimere dei pensieri omofobi dietro a una dietro da finta, dietro da finta, a caso dietro una finta moderazione da nascondere nascondere un sacco di omofobia, perché noi abbiamo fatto un service fondamentale per il centrodestra. Ma mi ha schifato pure lì, ma non è vero, siamo andati lì siamo andati lì e nessuno ci ha assolutamente detto nulla, anzi tutti carinissimi. Cugino, raccontiamo un po' com'è stato questo Pride 2025. Andrebbero al manicomio, sono così carini, però allora Gazzola, guarda, ti diciamo anche perché è fondamentale mandare andarci come centrodestra. Ma non è fondamentale andarci come Barbari Eleganti, ma oltre che come Barbari Eleganti, ma non esiste, perché quello lì è un posto che hai lasciato alla sinistra, quindi tu stai lasciando dei temi. Ma che cosa lascia alla sinistra? Iniziate a fare i cortei per le partite IVA, per tutti quei lavoratori in difficoltà. Ma stai scherzando? Cioè, ma si fanno, ma tu consideri superiore andare a fare dei cortei, che cazzo ne so, magari per i tassisti che sono dei privilegiati
che andare a farlo per dei diritti civili. Ma stai secondo te scherzando? una partita IVA non può essere gay? Cioè, una partita IVA deve essere per forza etero, Gaz. Sì, ma non ti avvicinare così a me no, mentre parli al microfono. Certo che può essere quello che vuole, il problema è poi manifestare andate a fare i cortei per il le fatto partite di IVA e non il manifestare. Pride. Quindi una partita IVA non può essere gay. No, ma non è vero. Questa è una discriminazione fortissima, imbarazzante. Ascolta, non è che devi fare la Lilly Gruber della situazione. Qua non ho detto una roba del genere, ti sto dicendo semplicemente che ci sono diritti e anche doveri molto più seri di quelli che vengono manifestati in un ritrovo, un circo del genere. Che allora tu stai dicendo che non ci sei mai stato, però aspetta, no, mi fai finire ma adesso mi fai finire il discorso, porca troia, figa, sempre a interrompere, sei peggio di Fedez. No, dai. Che interrompe? Ma solidarietà Fedez. È impazzito perché sei peggio di Fedez a Muschio Selvaggio. È un po' il caldo estivo che fa questi effetti. Adesso mi fai finire il discorso, per favore. Il discorso è molto semplice. Tu stesso, per tua stessa missione, dici di non essere mai stato un Pride e lo definisci una carnevalata. Per poterlo definire una carnevalata devi andarci, perché sennò avrai sempre una visione non imparziale, perché lo andrai a vedere da chi mette il post dove mettono solamente le foto del quello che si veste da Gesù, che non cedo nulla di male. Perché lì sono vestiti tutti in maniera molto dignitosa. Cugino, vuoi che ti faccio vedere il video di com'era? Allora, noi abbiamo trovato una persona vestita da Gesù, qualche persona vestita da cane, da Fury, come ne abbiamo parlato più volte qui, dei Fury. Per il resto non era tutta gente mezza nuda con la ciolla di fuori e i dildi che facevano sventolare. Erano per la maggior parte persone normali, vestite in maniera normale. Poi tu c'hai un'idea del Pride, ma non è che è quella, ma non è che che è quella che ti fanno vedere le pagine che segui, che fanno vedere solamente quelli più pazzi. Una foto del genere, la mia idea viene confermata. Tu sei come Saverio Tommasi, che va a Pontida e intervista solo i più ignoranti. È la stessa cosa. È allucinante. Tu sei come quelli che guardano i video di fanpage dei reportage di Saverio Tommasi, che va a Pontida, fa le interviste, quelle delle persone più intelligenti l'Italia, quelli che escono peggio, che rispondono peggio, li mette apposta per farli passare in cattiva luce. È la stessa cosa. È realtà allucinante. Esatto, perché, che fai tu, ma qui cugino Marco si merita 90 minuti di applausi. Però da solo. Scusate, qua mi si dice: tu vedi quelle immagini che vengono prese dai giornalisti e quindi tu pensi siano tutti vado in giro con il costume, con il topless. Ma non è così, non vanno in giro così. E poi la cosa che mi fa ancora più ridere è che gli stessi che dicono queste cose, in questo caso voi due qua in su Radio Libertà, però se la guardiamo in grande ci sono anche tanti altri personaggi che fanno lo stesso giochino. Poi ti mandano in onda certe foto che se noi le guardiamo, ne ingrandiamo, tipo la foto che avete messo voi oggi con la cosa della Lombardia e Arcobaleno. Ma come eravamo vestiti? Io avevo i mocassini e la t-shirt dei Duran Duran. È schifosissima. Come schifosissima? È schifosissima. Ora adesso non puoi neanche indossare la t-shirt dei Duran Duran. Non vi darei neanche un minuto di parola dopo aver visto una foto del genere, ma fate schifo, fate. Ma vedete, questa è una discriminazione imbarazzante. È allucinante. Dovrebbe esserci il DDL Zan per poterti denunciare. DDL Zan a persona per Cazzola. E mi venite a dire che non c'erano scritte sui cartelloni o sui cartellini, ma c'erano la metà dei cartelloni o sui cartellin e con l'asterisco che facevano schifo. Ma tu veramente tra 300.000 persone che sono andate al Pride di Milano vai a prendere una decina di persone che non rappresentano la maggioranza. Gazzola, fai cherry picking esattamente come lo fanno i Metcarus, come lo fanno tutta quella gentaglia lì che prende solamente quello che vuole per dare una dimostrazione del Pride fallace. Invece questo qui è come lo facevano tanti, associazioni di destra come Gay Lib, come per la Lega una volta i Los Padania. Bisogna andare a riprendersi uno spazio, perché i diritti civili non sono solo una battaglia della sinistra, è una battaglia di tutta la società. Ma chi se ne frega di quella battaglia lì? Ma come chi se ne frega? Ma scusa, ma come? Ma tu non è che puoi pretendere
di pensare che tutti gli omosessuali che ci sono su sto pianeta si riconoscano nel Gay Pride. Non è così, non è affatto così, e ci sarà un motivo se non è così. Ci sarà un motivo. È diventata una imbarazzante, è diventata una carnevalata che va di moda. Ma se andassi lì nulla di più, vedresti che non è una carnevalata, nulla è una di normale più, nulla di meno. manifestazione. Una carnevalata adesso. Scusami, ma scusami, ma qui bisogna essere, bisogna essere onesti intellettualmente. Se uno andava ad esempio, ti faccio un esempio, nei campi Hobbit quelli che facevano Azione Giovani, Azione Giovani, quelli del Movimento Sociale Italiano negli anni 70-80 facevano i campi Hobbit. Questi come li avresti definiti se non avevi un po' di apertura mentale? È un qualcosa che va fatto. I nostri che vanno vestiti con le corna da vichinghi o da celti, come li definiscono quelli da fuori? Ma come li definiscono quelli da fuori? Ma dai, ma cerca di avere un minimo di onestà intellettuale. Sai cos'è la cosa bella? È che quella lì, quelli che vanno comunque al Gay Pride rimangono per fortuna una grande netta minoranza, perché poi ci sono tante altre persone serie che magari possono condividere certi aspetti del Gay Pride, ma che non vanno a sfilare in giro con un costume da bagno. Ma tu stai facendo disinformazione, a fare in giro striptease. Ma non stai facendo disinformazione, ma sei imbarazzante. E sapete la cosa più bella? Che io sono sicuro che se adesso dovessero chiamare su questa radio mi darebbero ragione. Sì, vabbè, vediamo dopo la pubblicità chi ha ragione e chi no. Bene, dobbiamo andare con la prima canzone, restando a tema, una canzone che per me da sempre significa estate, i Village People con Sex Over the Phone. What's your credit card number? 696-67113. Your phone number? 751-6177. What's your fantasy? I want to speak to a very hot one. We'll call you back. 66 over the phone. 66 over the phone. 66 over the phone. 66 over the phone. Well, I just wanna say, lately I smile all day. Lately I'm never down. Lately I never frown. At home or in the car, don't matter where you are. Don't wanna be alone. You just pick up the phone. Sex over the phone. You know I like it. Sex over the phone. You know I need it. Sex over the phone. Come on and give it to me, baby. When I wanna take a ride, I don't have to go outside. I don't need you dressed if I'm feeling lazy. I can lie there with my bed painting pictures in my head. I just touch my princess and I go crazy. Sex over the phone in the morning. Sex over the phone in the afternoon. Sex over the phone sometimes late in the evening. Over the phone. This is the part I hate. Why do they make you wait? Here's where the fevers rise. Enough to cross my eyes. They can be short or tall. They can be white or black. I don't care, not at all. Long as they call me back. Sex, sex over the phone. It's so fulfilling. Sex over the phone. They're always willing. Sex over the phone. The right connection, baby. Sex over the phone. Oh, yeah. Rieccoci su Radio Libertà. Dopo i Village People con Sex Over the Phone, splendido pezzo estivo. E guarda caso, dopo che ho fatto un annuncio proprio molto limpido, pacato e non pagato, di intervenire per dire la loro, guarda caso siamo stati riempiti da messaggi WhatsApp, ma abbiamo anche una telefonata. Ma smettila che sarà tuo cugino, pagliaccio. Buonasera. Ma non fare il fascista. Sì. Buongiorno, buonasera. No, io non sono
sono né parente né cugino di Matteo Gazzola, ma io devo entrare per forza, dopo aver ascoltato certe castronerie, devo entrare per forza in difesa di Matteo. Oh, che è meno veramente male, l'unico grazie al pubblico che di Radio ragiona Libertà. in questa cazzo di radio. Ragazzi, dai, quella bandiera è una vergogna, non si può vedere. Bravo, Non si può, bravo. è una provocazione pura. Assolutamente. Ma Assolutamente. non è neanche nostra, ce l'hanno portata i radicali, tra l'altro, quella bandiera. Comunque la possiamo anche togliere a sto punto. Sì, ma è un invito a togliere. Vedi che ti ha detto anche lui che è una vergogna. Cioè, è imbarazzante. Vabbè, Qui l'unica vergogna sei tu che chiami tuo cugino per farlo non è mio spacciare, non cugino, per tuo... la Ma tu denuncia- chiami la gente, Ma vai in non è- regia. ma non è mio Adesso cugino. facciamoli saltare questi altarini. Questo qui è Matteo Gazzola che organizza Ma non i è suoi mio ride. cugino. possiamo sentire cosa ne pensa l'ascoltatore di tutta questa situazione, di quello che abbiamo detto. Ma io, se posso dire la mia, penso che il Pride sia diventata una pagliacciata, signori. Una pagliacciata. È nata con un intento positivo in un periodo in cui potevano starci delle rivendicazioni civili, ma adesso è diventata una buffonata. Tra l'altro, Ma la gentile anche testa con di cazzo delle che ci sta azioni ascoltando, lascia finire. fammi fare una domanda lascia alla gentile finire. testa di cazzo che sta Ma lascia parlando. finire. Fammi No, fare una domanda alla è tutto gentile testa di cazzo che testa di sta cazzo, parlando. sì, Ma per lascia te. finire. Testa di cazzo, Sai sì, perché? per te, se capisci. Dimmi perché si è svolto il primo Pride nel 1970. Dimmelo, dimmi, lo sai Ma non perché mi lo si è interessa, fatto? non me ne E frega allora un che cazzo, cazzo non mi parli? interessa, non mi interessa, Non mi interessa. Fermi, chiudiamo l'argomento. Va bene. Chiudiamo Non mi l'argomento e interessa, andiamo non mi avanti. interessa. Ringraziamo il gentile Non frega ascoltatore. un cazzo, perché si è svolto il primo Pride nel 1990. Parliamo Beh, di cose se- serie 70. qua, non di cazzate. Bene, adesso allora parliamo di cose serie. No, parliamo di cose serie. Va bene, ringraziamo l'ascoltatore. Grazie all'ascoltatore. Sì, ringraziamo la gentile testa di cazzo, Ma cugino di smettila, Gazzola. ma smettila, ma non è mio Mamma cugino. mia. Però non basta Qui le c'è metà chiamate. redazione con Però la non faccia basta le chiamate, sbiancata. perché c'è anche chi scrive chiedi, no, dov'è che è? Potete dire a quello che volete, siete contro natura. Ecco. Marco, ma che diritti del cavolo, Marco? Quindi capisci che è più di uno e tu non puoi permetterti di insultare, di urlare nei confronti di chi non la pensa come te. È veramente una roba da fascisti. Cioè, tu veramente stai chiedendo a uno che allucinanti. dà alle persone LGBT dei contronatura? No, Beh, rispettiamo tutti i gentili ascoltatori di Radio Libertà. Esatto. Tu che sei il primo liberale, libertario, libertino. Assolutamente, io infatti sei da tutto liberale mi prendo il diritto di poter insultare gli altri, e assolutamente. tutti hanno il diritto di poter dire la loro, anche se non ti piace. E io ho il diritto Caro di amico potergli del dire che PD, sono delle gentilissime caro amico teste del di PD, cazzo. Caro No. amico del PD. Dai, andiamo con una notizia almeno. Chiudiamo l'argomento arcobaleno. Allora, la bidella abusiva ruba l'elettricità alla scuola, l'esame di terza media salta. Allora, siamo nel periodo degli esami, siamo nel periodo della maturità. Gazza, come è andata la tua maturità? Ti ricordi qualcosa? No, non me la ricordo più. Ci sono passati talmente tanti anni. Ormai sì, saranno passati Beh, ma cioè, ti eri divertito a farla? Eri in ansia? L'hai Ma- visto come un passaggio della tua vita? Sì, è un passaggio Cioè, io ad esempio mi ricordo che ero della mia arrivato vita. al 1° luglio, faceva un caldo della Madonna, sempre per restare in tema, non vedevo l'ora di finirla, quindi l'ho fatta controvoglia. Sì, no, ma l'avevo fatta molto easy in realtà. Ho fatto il mio tema, avevo fatto la mia terza prova, c'era allora, non so se c'è ancora, il mio orale, però è stato molto molto tranquillo. Beh, cugino, tu nel 1970, quando hai fatto la maturità, come era quei tempi, come si viveva? C'era in pole position per il tema di maturità d'annunzio, che però è stato superato da Fabrizio Corona, purtroppo. Giusto. Quindi, accade alle porte di Roma, sempre lì si torna. Scuole in tilt ed esami rinviati a causa di una collaboratrice scolastica che aveva occupato un locale adiacente alla scuola, sfruttando la corrente dell'istituto. Ma questo è meraviglioso. Cosa succede quando una scuola pubblica viene paralizzata nel bel mezzo degli esami, non da scioperi o disservizi, ma da chi dovrebbe contribuire al suo buon funzionamento? In un istituto comprensivo di Morena, alle porte di Roma, è successo davvero. Una bidella, possiamo chiamarle così,
perché ai nostri tempi si chiamavano bidelle, poi si sono inventati certi termini per politicamente corretti, però Gaz. Esatto, e sono bidelle. Sono bidelle. Ma è un bel nome, cioè non è che È un bel sia nome. qualcosa di male bidelle. Probabilmente in qualche corteo le chiamano bidelle con l'asterisco. Mamma mia. Però insomma, Una bidella che occupava abusivamente l'appartamento dell'ex custode ha messo in crisi l'intero istituto. Assorbimenti record di energia elettrica, blackout continui e persino l'interruzione degli esami. A farne le spese sono stati soprattutto studenti e insegnanti. I consumi, l'uso incontrollato dell'elettricità della scuola, con picchi di consumo anche d'estate, hanno superato anche i 14 kWh. Bellissimo. Bellissimo. Cugino, tu che sei sempre contro gli sprechi della pubblica amministrazione. Allora, qui c'è un discorso veramente molto importante da fare, perché c'è chi come Gazzola che fa il crybaby per ogni cosa, il woke, il politicamente corretto, i gay che chiedono diritti, come osano, e poi c'è una categoria veramente di gente che continua a... che a lui non gliene frega nulla, perché sono voti che comunque del suo mondo fascista prende, quindi va anche bene, fascio comunista. Di dipendenti pubblici che già per la stragrande maggioranza non fanno un cazzo nella loro vita e si permettono anche di rubare l'elettricità da un qualcosa che è proprietà dello Stato. No, ma questo è veramente dovrebbe farvi andare in bestia, cioè, perché già probabilmente questa qui non fa nulla dalla mattina alla sera, sta lì, i bagni poi nelle scuole sono veramente fanno schifo, i luoghi dove ti viene da vomitare. Non ovunque. Cioè, ci saranno anche dei bagni puliti in Dai, qualche Gazzola, scuola. cioè, lo sappiamo tutti come funzionano quando lavori nella perché? pubblica amministrazione, dai. Capisci com'è facile generalizzare? Qua Tra l'altro, però il problema sono i gay che chiedono i diritti. Tra l'altro, l'appartamento in questione era occupato abusivamente dal 2008. Allucinante. Cioè, dal 2008 questo appartamento era occupato uomo con abusivamente. l'asterisco. No, è allucinante. Cioè, è non anche che un poi... discorso per le occupazioni abusive, no, Gaz? Cioè, io invidio Vittorio perché riesce a fare No, vi prego, però per favore, no, però per favore, se no la puntata va a puttana. Adesso non rimanete nel battibecco a vicenda, insultare a vicenda per tutta la puntata. Cerchiamo di rimanere sul tema. Questa bidella ha occupato abusivamente l'appartamento dal 2008 è anche un discorso per quanto riguarda le occupazioni abusive. Cioè, è normale che in un paese una bidella occupi per 17 anni un appartamento e nessuno le dica nulla? Non è normale, però questo qua è un paese in cui ci si scandalizza per tutto, no? Ci si scandalizza se butti fuori di casa un occupante abusivo, certo. Ci si scandalizza se rubi al supermercato, rubi da qualche altra parte, cioè... non esiste, è un mondo al contrario, e quando lo diceva qualcuno tutti a ridergli in faccia così, e oggi è l'ennesima dimostrazione, capito? Vabbè, comunque anche chi non è d'accordo con la tesi del mondo al contrario è contro le occupazioni abusive. È un mondo abusive. al contrario, perché nel momento in cui tu vai a liberare una casa occupata e vedi qualcuno che fa le polemiche perché bisogna rispettare, perché le case sono di tutti, non è normale fare questi discorsi. Vedi, cugino, su questo tu ovviamente sarai d'accordo col pasticcino Gaz. Ma assolutamente, mi sarei aspettato anche una critica verso chi prende dei soldi pubblici e si permette di fare una violazione del genere. Ma certo, ma non ho nessun problema a dire che sbagliano. La scuola chiama i carabinieri. Per far ripartire l'impianto, la preside è stata costretta a contattare gli elettricisti del comune e i carabinieri per contenere la reazione del marito. Stupendo. Nel frattempo, alunni, docenti e personale sono rimasti bloccati all'interno della scuola per ore. Una volta ripristinata la corrente, i tecnici hanno installato lucchetti sui quadri elettrici e posto un limite dei consumi. Ma niente da fare, la mattina seguente l'elettricità è saltata di nuovo. Solo l'ultimo giorno di esami previsto inizialmente a calendario si è finalmente riusciti a completare le prove orali senza problemi. Bellissimo. La dirigente scolastica aveva già sporto l'ennesima denuncia contro la collaboratrice da febbraio 2024, ma da febbraio 2024 ad oggi non era ancora stato preso alcun provvedimento. Anche questo è il sintomo di un paese che non funziona. Perché non si può licenziare un dipendente pubblico quando sbaglia, non lavora o fa delle cose del genere, che è furto? Vabbè. Sì,
giusto, cioè Siamo tutti d'accordo. chi sbaglia paga, no? Certo. Qua dice un problema diffuso in tutta Roma, tra l'altro. Vedo comunque che... È arrivato uno sguardo killer dalla regia. Non ho capito, scusami. Non lo so, dottoressa, regia, lei ha mai occupato abusivamente una casa? No, ancora no. Vediamo Ancora la no. tua se La continui mia. a dire queste calunnie alla mia città. No. Anche non è tanto colpa dove... mia, Quale però? Perché ne ha diverse qui su Milano. Ma non è vero. 3 o 4 reggi in Abruzzo, c'è molta scelta. Capiamo, me le studio bene. A Roccaraso. A Roccaraso, insieme a No, Rita, insieme secondo un report, a Roma più di 300 alloggi scolastici su 500 sono occupati abusivamente. Allora, cara regia, non so te, ma io quando andavo a scuola, la scuola era lì intatta, bella, tranquilla, non era Anche occupata. la mia, ma dobbiamo fare degli studi anche su Milano e l'Interland. Esatto. Fateli pure. Li faremo sapere. Fateli pure. Beh, certo, sulla città di Milano si può sempre dare la colpa al sindaco Sala, quindi comunque noi ne usciamo puliti in ogni caso. No, Gaz. Io non so più cosa dire. Io non so più cosa dire perché qua si fa tanti moralisti, no? Ma l'unico che fa il moralista qua sei tu, cioè, veramente. Ma capisci questo atteggiamento del buon Vittorio? Si fa tanti moralisti su chi sfila, chi non sfila, e poi sono i primi razzisti che dicono che a Roma invece ci sono più case occupate che a Milano. Tu non lo pensi? No, io penso che siano ovunque, queste case occupate sono un po' ovunque, sia un problema di tutta Italia. Certo. Però va affrontato. Ma queste non sono case occupate, questi sono edifici scolastici occupati. Dobbiamo andare con la seconda canzone e la pausa, il balletto di bronzo con Un posto non al sole. Città, lunghe file di gente che canta ancora e sogna già la collina verde nella tranquillità. Ci sarà forse un posto anche per me. Ci sarà forse un posto anche per me. E la gente dietro di sé lascia il grigio della città e qualcuno mi parla già di un sentiero dove il traffico non c'è. Ci sarà forse un posto anche per me. E tu ragazza che verrai per me da dove non lo so. Sarai più bella accanto a me nel campo che coltiverò. Cielo vicino a te, più sereno lavorerò, quando il sole tramonterà, poi capelli tuoi mi riposerò. Ci sarà forse un posto anche per noi. Ci sarà forse un posto anche per noi. E tu ragazza che verrai per me da dove non lo so. Sarai più bella accanto a me nel campo che coltiverò.
Rieccoci. posto ma non al sole del balletto di bronzo, cugino. Battuta pessima. A proposito di un posto ma non al sole, è allucinante leggere certi articoli idioti di stamattina, perché chi magari vive in queste zone della Milano, Interland, avrà saputo che la scritta Generali oggi è crollata, no? La scritta Generali sul palazzo di City Life è crollata, ed è assurdo che ci siano stati tanti giornali, soprattutto locali, che abbiano dato la colpa al caldo perché è crollata. Vabbè, comunque Non al cambiamento climatico. sì, il Ci mancava caldo, il anche cambiamento climatico, vabbè, andiamo avanti. Era per sottolineare quanto è bello il giornalismo in questo paese di livello. Abbiamo una telefonata. Buonasera ragazzi, non potevo mancare alla vostra trasmissione. Buonasera. Salve Risetta. Buonasera. Allora, appunto sugli interventi sui media volevo intervenire, guarda un po', ci siamo trovati. Perfetto. Cioè gli opinionisti abusano della nostra intelligenza, secondo me, sempre secondo la sottoscritta. Allora, alcuni personaggi pubblici hanno la possibilità di esternare sui mezzi di comunicazione, mi sembrano, le proprie sacrosante opinioni, che sono un insulto al grado di cognizione, secondo me, di un essere umano mediamente ragionevole. Sì. Continuano ad asserire che tutti i mali del mondo sono causati dal comportamento irresponsabile dell'Occidente, degli USA, degli europei servi degli americani. La guerra in Ucraina è scoppiata per colpa di Zelensky, e se la Russia ha invaso il granaio d'Europa, dico io, è per difendere i compagni del Donbass dal fascismo del dittatore ucraino che non vuole la pace. Se siamo sull'orlo della terza guerra mondiale è colpa della NATO che vuole invadere la Russia e dei fabbricanti di armi che vogliono fare affari con i belligeranti. Le turbe psichiche di certi paranoici, secondo me, che vedono nemici ovunque solo per dimostrare chi è il più forte da certi intellettualoidi, che si autodefiniscono di sinistra, non sono minimamente, secondo me, prese in considerazione, escluso il genocida indifendibile Netanyahu. Inviterei umilmente i media, che continuano ad avvalersi di certi opinionisti, in nome della pluralità e dell'audience, secondo me, di non abusare della nostra intelligenza, che per difendersi ci suggerisce di cambiare rabbiosamente canale. Tutto qua, buona settimana. Grazie. Guarda, io non so che cosa Hai dire. pagato perché Doggi e hai pagato gli ascoltatori, cioè non so che Gazzola, cosa sei dire, imbarazzante. Cugino, cioè, so cosa stai pensando, probabilmente sono- è quello che penso anch'io, ma non esterniamo. Ma hai pagato posso essere palesemente per d'accordo, dire, posso per dire essere queste d'accordo. cavolate, ma palesemente? Posso essere d'accordo. Ma palesemente? Assolutamente, secondo me non ha tutti i torti, ecco. Ma allora, facciamo una velocissima analisi. No, Facciamo una non velocissima facciamo analisi. Abbiamo un'altra chiamata adesso? Un'altra chiamata? No, niente analisi, non abbiamo tempo di fare abbiamo analisi. una chiamata al volo. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, eccoci. Buonasera. Pronto? Sì, Ciao, sono Nando da Pioltello. buonasera. Guarda, riguardo lì la storia dell'insegna delle assicurazioni generali, al di là delle puttanate che dicono sul caldo, i cambiamenti climatici, eccetera, può essere stato un cedimento strutturale dovuto al fatto che era montata male. Già mi sorprende non sia venuto giù tutto il grattacielo, perché visto sono stati progettati dalle solite archistar di sinistra quei grattacieli lì. Non so se ti ricordi quel grattacielo di Londra che doveva essere super moderno, era rivestito in materiale infiammabile, è andato a fuoco, sono morte 30 persone. E quindi io farei qualche indagine in quella direzione lì, però non escluderei un'altra cosa. Le assicurazioni generali sappiamo benissimo da chi sono state fondate nell'Ottocento a Trieste, sappiamo benissimo più o meno qual è il loro assetto azionario societario. Ma da chi sono state fondate, mi scusi? Ci sto arrivando. Se qualcuno è capace di tappezzare Milano di manifesti antisemiti dove si dice che gli israeliani non sono benvenuti in Italia e cose del genere, qualcuno potrebbe anche avere boicottato, sabotato l'insegna delle assicurazioni generali. Ah, quindi potrebbero esserci gli ebrei dietro questa storia. No, potrebbero esserci i musulmani.
Ho capito. Ho capito. Le assicurazioni generali nell'Ottocento sono stati fondati con capitali ebraici, lo sanno anche i bambini. Ma certo. Quindi potrebbe essere... Fra un po' magari cominceranno a dar fuoco anche le cattedrali come in Francia, no? Combustione spontanea, cambiamento climatico. Magari non è così. Io avevo un amico nelle forze dell'ordine, è morto l'anno scorso, purtroppo, ci 72 spiace. anni. Lui era un poliziotto con i controcoglioni. Spero che i nostri uomini al Ministero degli Interni mettano a indagare su questa faccenda qualche altro poliziotto con i controcoglioni che la approfondisca, così come bisogna approfondire la faccenda dei manifesti. Ok? È chiarissimo, la ringrazio. Bene. Questi maledetti... Secondo me Freddie Mercury da qualche parte l'Ushuaia in Argentina. Allora, abbiamo qui una notizia molto interessante che in realtà è anche molto simile a un fatto che prima ci ha raccontato la nostra regista, ma quelli sono affari suoi. Allora, chiama la polizia 3400 volte in 6 mesi per denunciare i vicini, viene arrestato per stalking. Questo è bellissimo. Dove siamo, Gazza? In Florida, quindi dove siamo? Dove potremmo essere? In Argentina no, in Italia no, in Germania nemmeno, e siamo negli Stati Uniti. Quindi guarda caso tutte queste notizie fantastiche. Ma se uno che ha 3400 volte la polizia, da dove possono arrivare queste anche a notizie Roma, fantastiche se non negli Stati Uniti? Allora, in Florida un uomo è stato denunciato per stalking condominiale. Ha chiamato 3.400 volte la polizia per denunciare i vicini negli ultimi 6 mesi e 16.000 volte negli ultimi 5 anni. Pazzesco. Nessuna delle segnalazioni è mai risultata vera. Ahia. Sono ben 3.400 le telefonate che un cittadino della Florida ha fatto dall'inizio del 2025 alla polizia per denunciare i vicini di casa. Tutte le volte che gli agenti sono intervenuti hanno però trovato una situazione assolutamente tranquilla e di normale vita familiare. Dopo l'ultimo intervento i poliziotti hanno quindi deciso di arrestare l'uomo per procurato allarme, falsa denuncia di reato e soprattutto atti persecutori. Ma quanto tempo libero devi avere per chiamare la polizia 3.400 volte in 6 mesi? Allora, potrei risponderti... Lo stesso tempo libero che hanno quelli che chiamano per dar manforte a Vittorio? Sì. O che guardano i Barberi Eleganti? O che vanno da qualche parte il sabato pomeriggio. Però vabbè, comunque, non so, ognuno poi conduce la propria vita come meglio crede. C'è chi passa le giornate a fare i giri al parco e chi invece chiama la polizia 3.400 volte ha chiamato la polizia. È un po' insomma un mondo al contrario, no? Ecco, ma se tu avessi se tu avessi un vicino pazzo che inizia, non so se hai mai avuto problemi con i tuoi vicini. No, perché vivo in una mega villa indipendente. Quindi... No, non è vero, no, non ho mai avuto problemi con i vicini, anche perché vado d'accordo con tutti. Ma tranne con Vittorio. Anche con quelli che vanno al Gay Pride vado d'accordo. Quindi non ho mai avuto problemi con nessuno. Ecco, ma se ti capitasse una situazione simile, cioè che un vicino si impunta contro di te e inizia a voler provare a convincere la polizia che tu sia una persona pazza. Beh, io lo guardo, carico i miei sci in macchina e vado a sciare mentre questo qua continua a dire che io sono pazzo, capito? Bellissimo, Tradotto, ma anche me ne il 30 giugno? Anche il 30 giugno, ci sono i ghiacciai, quelli che si stanno sciogliendo. Cambiamento climatico. Tu dici non è vero? Vabbè, insomma. Cugino? Ma guarda, innanzitutto, oltre al solito tentativo di screditare gli Stati Uniti e l'ottimo stato della Florida, che è un'eccellenza per tutto il mondo. Assolutamente, conosciamo i Made in Florida noi. Ma per favore, Gazzola, dai, che anche durante il periodo del Covid è stata un'eccellenza, ma per favore. Prego. Comunque, questo ti dimostra, cioè che è un pochettino come quelli di ultima generazione, cioè totalmente scollegato dalla realtà. Cioè che si parla di problemi reali, cioè di uno che di un pazzo evidentemente che sta facendo dello stalking a una povera famiglia, e questo Vittorio, secondo te sono stati gli ebrei a far cadere la scritta generali? Ma se ti ha detto il signore che sono stati musulmani, ma te l'ascolti anche, non so, musulmani, ebrei, cosa ne pensi? Vabbè, nel dubbio sono stati gli zingari, che poi non l'abbiamo commentata.
Ma la teoria del Signore ha senso, cioè che siano i senso. musulmani ad attaccare gli senso. ebrei è Ha senso. assolutamente senso, assolutamente senso. Questa è la gente che va al Pride. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, andiamo una avanti. dichiarazione interessante, croccante oserei dire. Croccante. Una dichiarazione croccante di Claudia Gerini, un'attrice che, insomma, che fa sempre parte del circolino degli Che attori prima o poi italiani. diventerà una rana. Vabbè. Se Netanyahu fosse stato donna, nessuno sarebbe stato ammazzato. Le donne sanno mediare. Ecco. Questo è quello che Regia. afferma Claudia Gerini. Se Netanyahu fosse stato donna, nessuno sarebbe stato ammazzato perché le donne sanno mediare. Allora, Ecco. Allora, a me piace molto Claudia Gerini, però una brava ha attrice. detto una cazzata. Oh, un applauso alla regia che è stata onesta in questo caso. Sono stata onesta, però c'è da dire che da donna dico che abbiamo qualche abilità in più di mediazione, ma stavolta è una cazzata. Oh. Può essere, può essere. Claudia Lo sai Gerini. che io sono oggettiva, al contrario tuo. Io anch'io sono sempre ecco. oggettivo. Ma Sempre. non so, Mai vero. non so. Sempre oggettivo. Io mi sento di dar ragione alla regia. Certo. Vedi? Sa mediare lei. Claudia Gerini, ospite al Sardegna Film Festival, parla delle capacità delle donne di poter gestire situazioni di crisi, collegandosi anche al contesto internazionale. Se Netanyahu fosse stato donna non si sarebbe verificato quello che accade ora. A parte che non c'entra la volontà di Netanyahu per quanto riguarda quello che sta accadendo ora, perché sono situazioni lungolatenti e in particolare queste ultime arrivano da una cosa che non è partita da lui. Ma poi, anche se fosse... Gaz. No, è un po' come dire se mia nonna fosse stata una balena oggi sarei venuto in bicicletta. Cioè non c'entra assolutamente niente. Non c'entra assolutamente niente. A me mi chiedo ma come fai ad inventarti? Probabilmente sta qua era lì al Sardegna Film Festival, si è avvicinata alla stampa, non sapeva che cosa dire, quindi ha sparato sta cosa qua. Cosa ne pensi di Israele, Palestina? Se esce una frase del genere alla pari di quella che ho detto poco fa. Il problema di Netanyahu non è che è ebreo, come direbbe qualcuno, ma che è un uomo. Che è un uomo. È un uomo, cioè, è un Allora, problema qui questo. bisogna ricollegarsi a Evidentemente. Ricky Gervais ai Golden Globe del 2020, cioè tutti questi attori, attorini, celebrità, di andare a prendersi i loro premi, fare le loro cose lì nei vari festival e concorsi o premiazioni. E buona, cioè ringraziare il loro staff, ringraziare se credono il loro Dio, la loro famiglia e levarsi subito dai coglioni, perché questo qui cioè, parlano senza neanche sapere di cosa stanno parlando. C'è una situazione geopolitica complicatissima e questa se ne esce. Se fosse stata donna nessuno sarebbe stato ammazzato. Oltretutto vorrei dire alla signorina che Israele ha anche avuto un primo ministro donna, è assolutamente di grande valore, dato che veniva chiamata Golda Meir, veniva chiamata the Iron Lady di Israele, quindi Wow. cioè, non è che non c'è stata guerra in quel periodo, ma perché l'aggressione arriva dagli altri, cioè il 7 ottobre è arrivato dagli altri, quindi va bene mediare, ma mediare con chi? Con dei terroristi? Con il regime iraniano? Vorrei sapere con chi si vuole mediare. Allora, cugino, in questo... a meno che tu non voglia dire altro riguardo questa vicenda. No, assolutamente. Allora, in quest'ultima parte, contro chi ci vogliamo scagliare? Contro le fake news sugli Stati Uniti o contro la COP, cugino? Ma no, dai, vediamo quello su Vance perché mi fa molto ridere quel meme. Allora, espulso per un meme su Vance, ma non è vero. Perché? Espulso perché usava le droghe. Bufera sul turista norvegese espulso dagli USA. Allora, come è accaduto anche durante la prima amministrazione Trump, ogni volta che arriva una notizia dagli Stati Uniti, i media nazionali cercano sempre di mettere una loro interpretazione per far vedere le cose come vogliono loro. Era uscita questa notizia che gli fosse stato negato il visto a persone che provavano a entrare negli Stati Uniti per i meme, o addirittura questo turista norvegese espulso perché aveva questo meme di Vance che gira, di questa foto di lui con gli occhi sbarrati e la testa pelata.
A quanto pare però, e quindi subito i titoloni, espulso perché aveva un meme di Vance sul cellulare, quindi tutti, allora che differenza c'è adesso tra gli Stati Uniti e la Russia di Putin? Oppure, ve l'avevamo detto che con Trump la democrazia sarebbe stata in pericolo. Poi però si è scoperto che usava le droghe. Era un drogato. Perché oltre alla foto del meme di Vance aveva anche una foto con un bel bong gigante, però ovviamente quello che fanno passare certi media è l'hanno espulso per il meme di Vance, perché ovviamente a certi media fa molto comodo far passare l'idea di uno Stati Uniti sempre più autoritari. Cugino, tu onestamente, tu che sei sempre stato contro Trump, almeno di quest'ultima fase di Trump, cioè guardando queste cose... Ma allora, innanzitutto non so le quantità di droga che ha portato dietro il ragazzo, però non ci vedrei niente di male anche se fosse per uso personale, poi per ogni paese ha le sue leggi sul... Sì, certo. Ma in realtà la deriva autoritaria che non esiste, anche perché la divisione dei poteri in America rimane molto forte. La Corte Suprema americana ha bloccato più volte delle iniziative che Trump, illegittime, che Trump voleva portare avanti, e questo è un sinonimo, è un sintomo di una divisione dei poteri che è forte. Quindi parlare di Stati Uniti come ormai sull'onda di una deriva autoritaria è assolutamente folle e insensato, anche perché la divisione dei poteri rimane forte. Trump probabilmente, se ne avesse l'occasione, lui probabilmente ci proverebbe, anche perché adorerebbe essere un despota. Questo non lo ha negato mai neanche lui. Non lo ha mai negato neanche lui, ma per fortuna Che poi cosa c'è di male nell'essere un despota, Gazza? Ci sono paesi guidati da despoti che... Io penso che la democrazia abbia tante falle. Ecco, questa dichiarazione qui è veramente aberrante, Gazzola, aberrante. Ma no, è oggettiva, No, è oggettiva, è inutile fare qua. Quindi cosa preferisci? Il paese più corrotto del mondo, ovvero la Russia? Non significa che preferisco la dittatura, significa sottolineare come la democrazia abbia delle proprie fragilità, no? La democrazia americana si sta dimostrando forte perché i contrappesi stanno funzionando. Al di là di questo, funziona sempre tutto bene negli Stati Uniti, però al di là di questo la notizia mi fa ridere, perché poi si scopre che ogni volta che esce fuori una fake news contro quei personaggi che sono poco mainstream, le destre, tutte queste cose qua, alla fine si scopre che sotto sotto c'è un fondo di verità che è completamente diverso e spesso inimmaginabile, no? Sì, ma chi vuoi che ci abbia creduto al fatto che l'abbiano espulso per basta leggere i commenti quando è uscita ma devi essere un menorato mentale, ma ce ne sono. Basta andare su certi giornali di sinistra, quali Repubblica o altro, vedi migliaia di canali con migliaia di commenti, scusa, in cui dicono Trump, vedi, fascista di qua, di là, di su e di giù, e poi si scopre che in realtà l'hanno arrestato non tanto per il meme quanto perché era un drogato, uno spacciatore, quindi evidentemente un motivo valido c'era. Però questo è l'ennesimo esempio di una stampa che spesso fa più danni che altro. Ma cugino, per andare in conclusione, noi che Coca-Cola beviamo? La Coca-Cola o la Gazza-Cola? Ma assolutamente la Coca-Cola. La Gazza-Cola. Perché è uscita una notizia molto divertente, adesso in un minuto riassumiamola, che la Coop, a quanto pare... Aspetta, era uscita la notizia che la Coop avrebbe sostituito le sue Coca-Cola con la cola fatta a Gaza, questo Gaza washing meraviglioso, che in realtà è fatta in Polonia, quindi un Gaza washing meraviglioso, sempre a dimostrazione che la causa palestinese è solo una moda. Ci teniamo sempre a ribadirlo, la causa palestinese è una moda, e quando smetterà di essere di moda non se la cagherà più nessuno. A quanto pare la Coop nazionale si è smarcata e ha detto no, non è vero, è soltanto la Coop Firenze o Coop Alleanza 3.0, però insomma non spetta alle imprese boicottare Israele, ha detto la Coop, e ognuno, i consumatori devono essere liberi di bere quello che vogliono. Noi continueremo a bere Coca-Cola, purtroppo non siamo pagati da Coca-Cola, vorremmo esserlo, in particolare la Coca-Cola Zero, anche se in regia prima mi è stato detto che sono un omosessuale perché bevo
bevo la Coca-Cola zero. Gazza, tu che Coca-Cola bevi? Io quella che mi trovo davanti. Ah, ok. Quindi senza distinzione, anche perché dicono che in realtà la Sei zero... fluido per quanto riguarda la Sì, Coca-Cola. ma perché dicono che in realtà la zero non è che non ti faccia ingrassare, cioè ti fa ingrassare. Ma no, il forse problema anche sono di gli più. zuccheri in realtà, però sai... Cioè c'è il problema dell'aspartame, ma che comunque fa meno male rispetto a tutti gli zuccheri che ci sono nella Coca-Cola. Tu sai chi ha inventato la Coca Zero? Renato Zero? No, non lo so chi. Probabilmente dei massoni, degli ebrei, di qualche parte del mondo, ecco. del Medio Oriente. Vabbè. Cugino? Ma guarda, dopo questa battuta veramente squallida che dimostra il livello in cui Gazzola ormai è sceso Pazzesco. ad oggi, fammi Il dire caldo che fa male a tutti. Fammi dire, innanzitutto sono contento che la COP si sia smarcata da questa iniziativa becera, che è soltanto una dimostrazione di lucrare sulla pelle dei palestinesi. Parlano Gaza tanto washing. di... Esatto. E secondo, che comunque credo che faccia assolutamente schifo, perché tra le cose prodotte da un arabo in Polonia e dell'ottima Coca-Cola, della Pepsi americana, io vado sul prodotto americano, essendo ormai, come qualcuno ci ha definito, un debunker di Soros, un filo americano, uno pagato dall'America, massoni, come vorrebbe presumere Gazzola, e cose del genere. Io da buon filo americano bevo solamente prodotti americani. E quindi facciamo una grande pubblicità alla Coca-Cola. Bene. Bene. Siamo giunti vabbè, rimaniamo qua a chiacchierarcela tra di noi. Va bene. È stato una è stato un piacere. Noi ci rivediamo. Perfetto. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, con i barbari eleganti. Fai ancora un po' di marchetta per la trasmissione di giovedì. Ovviamente. Allora, innanzitutto ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Noi come trio, anzi come duo, forse ci sarà il signor Talebano, perché Gazza dovrebbe avere degli impegni se lunedì prossimo. Comunque ci saremo lunedì prossimo sempre dalle 5 alle 6. Giovedì, dalle 3:30 alle 4:30 ci sarà la seconda puntata di Crossroads, il programma musicale condotto dall'ottimo cugino Vittorio Le Donne. Complimenti cugino, perché la prima puntata è stata un vero successo, molto bravo. Grazie. Mi hanno detto che come ospite speciale ci sarà Paola Iezzi. Magari. E noi l'abbiamo cercata al Pride, ma purtroppo non l'abbiamo trovata. San Siro. L'hai trovata tu a San Siro. Va bene. Benissimo, amici, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi! Pubblicità, visita il sito radiolibertà.it.